Ministro, ci stiamo vendendo la Cina? Siamo in svendita, Ministro? Stiamo facendo affari con le banche? Ministro, ma ci vendiamo anche l'acqua? L'Italia è in vendita. I cinesi hanno appena comprato il 2% di Eni ed Enel. E non finisce qui. Siamo al raduno dei poteri forti. Banchieri, politici e funzionari che contano onorano la più grande rimpatriata di privatizzatori degli ultimi 20 anni. Barucci, Dini, Amato, Siniscalco, Grilli, Saccomanni e ora Padoan. Il meccanismo delle privatizzazioni è semplice. Prima chiedi soldi ai cittadini per fare aziende pubbliche, poi le vendi ai privati con l'aiuto di banche straniere. Un sacrificio pubblico per abbattere il debito, dicono loro. Scusi, Amato, mi permette una sola domanda? Sulle privatizzazioni, lei è stato l'artefice... Si dice che si sta rilanciando le privatizzazioni, abbiamo appena saputo che ci stiamo vendendo la Cina. Secondo lei producono risultati? Hanno prodotto risultati finora? Vediamo. Amato diventa capo del governo nel 92, trova un debito pubblico di 850 miliardi e privatizza. Quando lascia, dopo 2 anni, il debito è salito a oltre 1.000 miliardi di euro. Ci riprovo. Le privatizzazioni... Lascio interviste. Però abbiamo un debito pubblico che sale sempre di più e noi continuiamo a privatizzare. Faccio un altro mestiere. Però l'ha fatto per tanto tempo. Ma non rilascio più interviste, ma in che lingua lo devo dire? Il cruccio dell'ex ministro Barucci? Non averne fatte abbastanza di privatizzazioni. Che tu ricordi, c'è qualcosa che il ministro Barucci avrebbe voluto fare e che, per ragioni che non so, non poté fare? Non potremmo fare la privatizzazione di Telecom. Non potemmo fare la privatizzazione di Telecom. Non potremmo fare né le assicurazioni né la Telecom. Questo fu il nostro... L'azione inizia io. Nel 94 arriva Dini, altre privatizzazioni e altri 200 miliardi di debito. Stiamo rilanciando le privatizzazioni. Io mi auguro proprio di sì. Cosa sono servite fino ad oggi? Abbiamo venduto l'energia, abbiamo venduto la standa, abbiamo venduto le strade e il debito è sempre salito, non le pare? Il debito lo crea lo Stato, non lo creano le imprese. Noi privatizzando però ci togliamo dei beni pubblici, ma non risolviamo il problema. Non è che lo facciamo per fare un favore. La privatizzazione deve servire a rendere più efficiente. Lei pensi alle municipalizzate. Espropieremo le municipalizzate? Come? Espropieremo i comuni per vendere le municipalizzate? Come espropieremo i comuni? Sono dei comuni le municipalizzate, no? Sono dei comuni per legge. Per legge. Ma la legge gli può imporre di venderle. È quello che dobbiamo fare adesso? Esattamente. Capito? Dopo Standard, Italia, Eni, Enel, ora tocca ai servizi locali. Trasporti, luce, gas. Ecco a cosa serve la modifica del titolo V della Costituzione. Altro che taglia la casta. Questi signori che oggi hanno fatto il dibattito hanno avuto la capacità, in 20 anni, di fare 1.200 miliardi di debiti e di non far crescere l'Italia dal 1995. Il combinato disposto ha determinato l'impoverimento del Paese. Hanno fatto 160 miliardi di svendita di aziende pubbliche senza che minimamente il debito fosse toccato. Non è che ci sta qualcuno che ci guadagna con le privatizzazioni? Certo, ci guadagna lo Stato in cassa e i privati devono avere un profitto. Ministro, volete privatizzare le municipalizzate? Ma l'acqua, luce e gas? Stiamo svendendo ai cinesi?